Eder. Mac. Pallister. Liliana Resinovic Visintin mette in conto il processo e rilancia. I sacchi potrebbero averli collocati altri. Nel caso Resinovic adesso anche i magistrati vanno in prestito. Da settembre la GIP Flavia Mangiante lavorerà per 5 mesi al Tribunale di Gorizia, dove sostituirà una collega assente per maternità. Salvo proroghe dovrebbe rientrare a febbraio. Il fascicolo sulla morte di Liliana però resterà nelle sue mani. La giudice cambia tribunale ma conserva il caso. Una specie di ubiquità amministrativa resa necessaria dalla grave carenza di magistrati a Gorizia, dove manca oltre la metà dell'organico previsto. Non è dunque una svolta investigativa, non cambia il giudice e soprattutto non si riparte da zero. È soltanto il mercato estivo della giustizia. Mangiante va in prestito, mentre il caso Resinovic resta titolare inamovibile della squadra dei misteri italiani. Nel frattempo Sebastiano Visintin ha già cominciato a guardare verso un possibile processo. Intervistato all'esterno dell'Olimpiade delle Clanfe, dove era stato ricordato Claudio Sterpin, il marito di Liliana ha ammesso che potrebbe arrivare un rinvio a giudizio. Attenzione però, al momento non risulta ancora presentata una richiesta di rinvio a giudizio. Visintin rimane indagato e, come prevede la legge, deve essere considerato innocente fino a un'eventuale sentenza definitiva. Lui, tuttavia, descrive la propria condizione come qualcosa di molto diverso. Dice che è pesante, come avere una condanna addosso, e sostiene che ricevere un avviso di garanzia per omicidio e occultamento di cadavere sia la cosa peggiore che possa capitare a una persona. Nonostante questo, afferma di andare avanti. Se si arriverà davanti a un giudice, lui e i suoi avvocati Paolo e Alice Bevilacqua sarebbero già pronti. Visintin invita inoltre gli investigatori a procedere. Se hanno qualcosa da contestargli o ulteriori accertamenti da compiere, li facciano. Lui si dichiara disponibile e assicura di non avere paura di niente. Poi arriva il passaggio più interessante. Secondo Visintin, gli accertamenti in corso potrebbero non riuscire a spiegare che cosa sia realmente accaduto a Liliana. Eppure, nello stesso momento, lui continua a dichiararsi convinto del suicidio. La conclusione, insomma, sarebbe chiara. È il percorso per arrivarci che continua ad avere più svincoli della viabilità triestina. A sostegno della propria convinzione richiama i telefoni e i documenti lasciati in casa, il tragitto di Liliana ripreso dalle telecamere e le condizioni nelle quali il corpo venne ritrovato. Ma aggiunge una nuova ipotesi. I sacchi neri e gli altri elementi presenti sulla scena potrebbero essere stati messi da altre persone. Avremmo quindi un suicidio nel quale, secondo Visintin, qualcuno potrebbe essere intervenuto successivamente sui sacchi o sulla sistemazione del corpo. Chi? Non lo sa. Per quale motivo? Non lo spiega. Quando gli viene chiesto se Liliana possa essersi chiusa da sola nei sacchi, Visintin risponde di non saperlo. Immagina che forse la donna possa aver parlato con qualcuno del proprio progetto, senza però indicare una persona, una conversazione o un elemento concreto capace di sostenere questa possibilità. Subito dopo aggiunge di non aver mai avuto la sensazione che Liliana avesse qualche problema. Ricapitolando, sarebbe stato un suicidio, ma il marito non avrebbe percepito alcun disagio. Liliana potrebbe aver confidato il proprio progetto a una persona sconosciuta. E qualcun altro potrebbe aver collocato i sacchi. La convinzione è solidissima. Le istruzioni di montaggio un po' meno. La vera novità delle dichiarazioni di Visintin sta proprio qui. Per la prima volta, mentre mette apertamente in conto il rinvio a giudizio, inserisce dentro la propria tesi del suicidio un possibile intervento di terze persone sulla scena. Ora bisognerà capire se le analisi genetiche, merceologiche e dattiloscopiche troveranno una traccia capace di sostenere questa ipotesi. Il deposito della superperizia è atteso entro l'8 ottobre. Fino ad allora la GIP lavorerà tra Trieste e Gorizia, Visintin preparerà la propria difesa e il fascicolo continuerà a produrre ipotesi. L'unica cosa ancora in prestito, purtroppo, resta la verità. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.